Benvenute e benvenuti, io sono Sabatina Napolitano. Avevo arretrate 2 lezioni per chiudere un attimo il cerchio sulla genetica, sulle modificazioni del DNA ricombinante. Oggi proprio ho ripetuto un attimo i programmi delle superiori, quindi sì, effettivamente sono programmi che sono lezioni che si fanno. Anche alle medie si accenna a questo tipo di genetica, ma soprattutto alle superiori con la genetica mendeliana, ehm, la genetica classica, poi le biotecnologie, quindi è argomento delle nostre lezioni. Dall'altra parte del mondo puntini sospensivi. Allora, volevo un attimo aspettare che si caricasse su YouTube Studio almeno, per condividere il link. Non si carica, quindi andrò avanti. Ecco qua, così mi vedete. Questa lezione risponde alla domanda, com'è che si regolano questi geni? Tutti i geni vengono trascritti? Solo alcuni geni vengono trascritti? Che differenza passa tra i geni che vengono trascritti e codificano per proteine, i geni che non codificano per proteine? Come è fatto un genoma? È molto complesso, si studia approfonditamente. Qui ho trattato l'argomento per sommi capi. Parliamo quindi dell'espressione dei geni nei procarioti e negli eucarioti. Per molti anni i ricercatori sono stati convinti che i geni avessero una certa stabilità nel cromosoma, modificata dagli eventi di crossing over o da mutazioni casuali. Negli anni 50 del Novecento, Barbara McClintock, studiando le variazioni presenti nei semi di Granturco attraverso la mappatura genetica, avanzò l'ipotesi che esistessero dei geni, chiamati trasposoni, in grado di cambiare posizione all'interno del cromosoma o addirittura di saltare da un cromosoma all'altro. 30 anni dopo il lavoro di Barbara McClintock ebbe il giusto riconoscimento con il conferimento del premio Nobel. Nei procarioti sono stati individuati 2 tipi di trasposoni, semplici e complessi. In entrambi i casi si tratta di frammenti di DNA capaci di spostarsi da una zona all'altra del cromosoma grazie alla presenza di un gene che codifica per un enzima detto trasposasi. In questo spostamento capita spesso che il trasposone non scompaia dal sito di provenienza, ma produca una nuova copia di sé che viene inserita nel nuovo sito. I trasposoni semplici sono piccoli e contengono soltanto i geni necessari al processo di trasposizione, mentre i trasposoni complessi comprendono anche altri geni. Il più delle volte situati tra 2 trasposoni semplici. Una volta inseriti nel DNA, i trasposoni possono inattivare geni codificanti, innestandosi all'interno della sequenza nucleotidica, oppure se contengono sequenze di promotori possono attivare la trascrizione di geni precedentemente inattivi. I trasposoni presenti negli eucarioti sono molto simili a quelli dei procarioti e come questi possono provocare mutazioni o alterazioni nel funzionamento dei geni. Sebbene il controllo dell'espressione genica possa durante la trascrizione, che in fase di traduzione o di post-traduzione, nei procarioti esso si verifica prevalentemente a livello della trascrizione, con l'attivazione o l'inattivazione dei geni. Le proteine indispensabili alla cellula in tutto il ciclo cellulare sono codificate da geni detti costitutivi, che non richiedono un controllo particolarmente sofisticato, dato che devono essere sempre attivi. Al contrario, l'attività di altri geni strutturali deve essere regolata in modo preciso e rapido. Il modello che spiega la regolazione della trascrizione nei procarioti si chiama operone. Nei procarioti la regolazione della sintesi proteica avviene essenzialmente a livello della trascrizione. La trascrizione di un tratto di DNA inizia in seguito all'adesione dell'RNA polimerasi al promotore.
sequenza specifica di inizio. Da qui, scorrendo lungo il DNA, la RNA polimerasi copia un tratto che codifica per uno o più geni strutturali fino ad incontrare una sequenza di terminazione. Secondo la teoria dell'operone tra il promotore e i geni strutturali, si trova una sequenza detta operatore, alla quale può legarsi una proteina a sua volta codificata da un gene regolatore. La proteina si chiama repressore. Ehm, Legandosi all'operatore, il repressore impedisce lo scorrimento dell'RNA polimerasi lungo il DNA. Addirittura ne evita il legame con il promotore, bloccando la trascrizione del gene strutturale. I meccanismi di azione del repressione sono di due tipi. In alcuni operoni il repressore blocca stabilmente l'operatore e viene rimosso esclusivamente quando giunge dall'esterno una molecola specifica chiamata induttore. L'induttore disattiva il repressore. Il repressore entra in azione soltanto in presenza di un corepressore, molecola che lo rende capace di legarsi all'operatore. Il corepressore attiva il repressore. In entrambi i casi la presenza dell'induttore o del corepressore determina un cambiamento della forma del repressore e ne modifica la capacità di legarsi all'operatore. Il legame del repressore con l'operatore dipende dalla presenza di altre molecole, indicate come corepressori e induttori. I primi attivano il repressore, consentendogli di legarsi all'operatore. I secondi lo disattivano, impedendone il legame con l'operatore. Nell'Escherichia coli, ad esempio, la produzione di beta-galattositasi è sotto controllo dell'operone LAC, regolato da un repressore che come induttore ha l'allolattosio, il primo prodotto del metabolismo del lattosio. Quando Escherichia coli si trova in presenza di lattosio, la molecola di enzima ehm, le molecole di enzima presenti nella cellula ne avviano la digestione e l'alolattosio, prodotto come primo intermedio, si lega al repressore dell'operatore LAC, determinandone il distacco dall'operatore e avviando la trascrizione del gene strutturale della beta-galattositasi. Chiaramente qua quando si parla di controllo dell'espressione genica nei procarioti si fanno gli esempi molto celebri dell'operone triptofano e dell'operone LAC. Io ho scelto semplicemente l'operone LAC per questa lezione di base. Escherichia coli produce beta-galattositasi, enzima necessario alla digestione del lattosio. Solo in presenza di lattosio ne arriva a contenere fino a 3000 molecole. Al contrario, in assenza di lattosio, ogni cellula contiene mediamente una molecola di beta-galattositasi. Qua ho saltato una slide. Passiamo quindi al modello degli eucarioti. Abbiamo sviscerato il modello dei procarioti con l'operone LAC e adesso parliamo del modello degli eucarioti. È molto complessa la regolazione dell'espressione genica nei procarioti, quindi l'ho trattata per sommi capi proprio appunto per chiarire com'è che si scelgono dei geni che codificano per una determinata proteina. Allora, bene, la maggior parte delle cellule specializzate di un organismo multicellulare è capace di alterare il suo schema di espressione genica in risposta a segnali extracellulari. Se una cellula di fegato viene esposta ad un ormone glucocorticoide, quindi esempio quello classico, l'esempio dei glucocorticoidi, per esempio la produzione di parecchie proteine specifiche aumenta drasticamente. I glucocorticoidi sono rilasciati dal corpo durante periodi di digiuno o di esercizio intenso e segnalano al fegato di aumentare la produzione di glucosio ed amminoacidi ad altre piccole molecole. La serie di proteine la cui produzione è indotta comprende enzimi come tirosina aminotrasferasi che aiuta a convertire la tirosina in glucosio. Questo nel caso appunto del fegato e i glucocorticoidi. Il genoma di una cellula
Contiene nella sua sequenza di DNA l'informazione per produrre migliaia di proteine e RNA diversi. Una cellula normalmente esprime soltanto una frazione dei suoi geni e i diversi tipi cellulari negli organismi multicellulari si originano perché sono espresse serie diverse di geni. Quindi ho ripetuto ovviamente quello che ormai era palese per gli eucarioti. Inoltre le cellule possono variare lo schema di espressione dei loro geni in risposta ai cambiamenti all'ambiente, come i segnali da altre cellule. Sebbene tutti i passaggi coinvolti nell'espressione di un gene possano in linea di principio essere regolati, per la maggior parte dei geni l'inizio della trascrizione dell'RNA è il punto di controllo più importante. Tornando quindi al discorso dei glucocorticoidi, mi sa che qui ho saltato una slide che ve la spiego a voce. Quando l'ormone non è presente, la produzione di queste proteine cade al suo livello normale. Quindi non solo le cellule del fegato rispondono a glucocorticoide, ma anche altri tipi di cellule. Altri tipi di cellule, come ad esempio le cellule adipose, mhmm, per cui quando c'è glucocorticoide, la produzione di di tirosina amminotrasferasi è ridotta, mentre alcuni altri tipi cellulari di cellule non rispondono affatto ai glucocorticoidi. Quindi questo esempio è per dire che a seconda della concentrazione di glucocorticoidi, diversi tipi cellulari nel nostro organismo rispondono in maniera differente. Questi esempi illustrano una caratteristica generale della specializzazione cellulare. Tipi cellulari diversi spesso rispondono in modi diversi allo stesso segnale extracellulare. Quindi, passando ancora alle differenze tra regolazione dell'espressione genica nei procarioti e negli eucarioti, i capelli si drizzano. La quantità di DNA negli eucarioti è enormemente più grande che nei procarioti, anche se ci sono tantissimi segmenti ripetuti, molti dei quali apparentemente non utilizzati. Il DNA negli eucarioti mostra un'organizzazione molto più complessa, influenzando di conseguenza l'espressione genica. La cromatina è l'associazione di DNA alle proteine del nucleo cellulare, di cui le proteine rappresentano il 50% del peso. La maggior parte di queste proteine sono piccoli polipeptidi, chiamati istoni, che svolgono un ruolo fondamentale nel ripiegamento e nell'avvolgimento del DNA. La restante parte delle proteine associate al DNA varia molto da un organismo all'altro ed è costituita da enzimi, proteine di regolazione, altre proteine ancora sconosciute. Quindi diamo per scontato, diamo per assodato che i cambiamenti che riguardano il controllo dell'espressione genica possono avvenire ad ogni livello, possono avvenire nella traduzione, a livello della post-traduzione, nella trascrizione, ma nel caso degli eucarioti vediamo un cambiamento della cromatina. Teniamo bene presente questo concetto. La regolazione dei geni negli eucarioti è molto più complessa che quella nei procarioti, commisurata alle maggiori dimensioni del genoma e alla grande varietà di tipi cellulari che formano. Un singolo gene eucariotico è controllato da molte proteine regolatrici, legate a sequenze distanti migliaia di coppie di basi, dal promotore che dirige la trascrizione del gene. Gli attivatori e i repressori eucariotici agiscono con una varietà di meccanismi. Causano generalmente la modifica della struttura della cromatina, il controllo e l'assemblaggio dei fattori generali di trascrizione, del mediatore e della RNA polimerasi al promotore. Negli organismi eucarioti pluricellulari, inoltre, la regolazione genica è alla base del differenziamento cellulare. Le cellule somatiche di un individuo, infatti, pur condividendo lo stesso patrimonio genetico, lo esprimono in modo differenziato a seconda della funzione che svolgono. Sebbene il processo di trascrizione proceda in modo analogo nei procarioti e negli eucarioti, tra i due gruppi esistono alcune differenze che hanno ripercussioni importanti sulle modalità di regolazione dell'espressione dei geni. Quindi ripetiamo ancora questo concetto.
Negli eucarioti alcuni meccanismi di regolazione genica possono intervenire prima che un gene venga trascritto nel corrispondente mRNA. Questi meccanismi si basano sulla modifica della struttura della cromatina, quindi ho ancora una volta sottolineato che è la cromatina che cambia, si modifica e svolge un ruolo fondamentale nel controllo dell'espressione genica negli eucarioti. La cellula eucariote, contrariamente a quella procariote, esprime solo la piccola parte del suo DNA, che viene permanentemente attivata nel corso del differenziamento cellulare. Questo processo consente a cellule dotate dello stesso patrimonio genetico, in quanto generate dal medesimo zigote, di differenziarsi, assumendo nell'organismo funzioni completamente diverse. L'espressione genica è quindi correlata al grado di condensazione della cromatina, ancora lo ripeto. Colorando il nucleo, infatti, si possono distinguere zone in cui la cromatina è più densa, dotate di colorazione più accentuata, indicate come eterocromatina, e zone colorate debolmente, caratterizzate da una maggiore dispersione della cromatina, denominata eucromatina. Il processo di trascrizione e la conseguente espressione di un gene dipendono dal grado di accessibilità al gene stesso e del gene stesso, per cui la parte di DNA che ogni cellula esprime è limitata alla porzione di eucromatina. In ogni caso, nella lezione seguente sul sequenziamento e sulle tecniche di sequenziamento potremo ben addentrarci anche in quello che significa zone che vengono trascritte, geni che vengono trascritti, geni che non vengono trascritti, geni regolatori. L'impacchettamento del DNA può essere tale da impedire all'RNA polimerasi e alle proteine del complesso di trascrizione di legarvisi e iniziare la trascrizione. Osservando al microscopio una cellula eucariotica durante l'interfase è possibile distinguere due tipi di cromatina: l'eucromatina dispersa nel nucleo e poco colorata e l'eterocromatina più condensata e colorata intensamente. Vari studi hanno dimostrato che l'eucromatina corrisponde al DNA che viene trascritto in RNA, mentre l'eterocromatina contiene geni che di solito non vengono trascritti. Un esempio di DNA eterocromatino si osserva nelle cellule somatiche delle femmine dei mammiferi, dove sono presenti due cromosomi X. Questo ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato delle malattie a trasmissione sessuale, per eredità legata a sesso, non a trasmissione sessuale, ossia le donne hanno XX, gli uomini XY. Quindi nel caso delle femmine dei mammiferi, dove hanno due cromosomi X, uno è attivo e l'altro è inattivo. Il cromosoma X inattivo, durante l'interfase, condensato in una massa di eterocromatina, è chiamato corpo di barra. La trascrizione differenziale dei geni è uno dei modi con cui gli eucarioti variano la quantità di proteine prodotte a seconda delle necessità cellulari. La trascrizione differenziale dei geni negli eucarioti è possibile grazie all'esistenza di particolari sequenze di DNA e specifiche proteine. Due sequenze regolatrici poste a monte del promotore alle quali si legano proteine regolatrici che hanno il compito di attivare il processo di trascrizione formato dai fattori di trascrizione dall'RNA polimerasi 2, quello che trascrive i geni strutturali. E qua abbiamo comunque inteso come funziona. Poi ci sono sequenze amplificatrici poste a una certa distanza dal promotore, alle quali si legano le proteine attivatrici, che hanno il compito di stimolare ulteriormente il complesso di trascrizione. Sequenze silenziatrici che bloccano la trascrizione grazie al legame di alcune proteine che vengono chiamate repressori. Al contrario di quanto avviene nel DNA dei procarioti, i geni degli eucarioti i cui prodotti hanno una correlazione funzionale non sono raggruppati negli operoni. Ecco, quindi l'operone è un modello
dei procarioti. Ciò rende più complessa la loro regolazione. Per poter essere trascritti contemporaneamente, questi geni devono contenere le stesse sequenze di regolazione, in grado di legarsi alle stesse proteine regolatrici. Per aumentare la produzione di una certa proteina rispetto alle altre, le cellule possono ricorrere all'amplificazione genica. Questo processo consiste nella creazione di più copie dello stesso gene che vengono trascritte. Aumentando la velocità di trascrizione, la cellula aumenta anche la velocità di sintesi della proteina. Molti geni contengono al loro interno anche sequenze di nucleotidi non codificanti, chiamate introni. Gli introni sono intervallati ai tratti codificanti detti esoni. I geni formati da introni ed esoni sono definiti geni interrotti. Il numero e la lunghezza degli introni e degli esoni varia da gene a gene. In genere la lunghezza degli introni è 8-10 volte maggiore a quella degli esoni. Gli introni sono stati scoperti attraverso alcuni esperimenti di ibridazione mRNA-DNA. Quando un gene interrotto viene trascritto, l'mRNA corrispondente, detto pre-mRNA, contiene anche gli introni. Prima di lasciare il nucleo per essere trasferito nel citoplasma dove avviene la traduzione, il pre-mRNA va incontro a un processo di maturazione che consiste nel taglio degli introni e nella congiunzione degli esoni. Tale processo, chiamato splicing dell'RNA, richiede l'intervento di particolari complessi molecolari detti SNRNP, costituiti da RNA, rRNA e proteine, SNRP. Ok, l'espressione di un gene può essere regolata anche dopo che è stato trascritto, attraverso il processo dello splicing alternativo. Quindi teniamo ben presente questo concetto dello splicing che è molto affascinante. Questo processo consiste nell'eliminazione selettiva di alcuni esoni, oltre che degli introni. Grazie a questo meccanismo da uno stesso gene eucariotico è possibile ottenere trascritti differenti e di conseguenza sintetizzare proteine diverse a partire dalla medesima informazione genetica. La regolazione della produzione delle proteine può avvenire anche dopo che l'mRNA è stato trascritto e rielaborato. I controlli traduzionali sono meccanismi di regolazione dell'espressione genica che intervengono dopo che l'mRNA è migrato dal nucleo al citoplasma, al momento della traduzione di una proteina. Uno di questi meccanismi consiste nell'impedire contemporaneamente che l'mRNA si attacchi ai ribosomi, modificando chimicamente la configurazione della sequenza di inizio della traduzione. Un altro metodo richiede la presenza di una proteina che viene chiamata repressore della traduzione, la quale si lega all'mRNA quando la proteina da esso codificata è già presente nel citoplasma in quantità sufficiente. Il repressore viene disattivato quando la cellula ha la necessità di riprendere la sintesi di quella proteina. I meccanismi di regolazione che intervengono dopo che una proteina è stata tradotta riguardano essenzialmente il tempo di permanenza della proteina stessa all'interno di una cellula. L'azione della proteina viene limitata attraverso la sua degradazione o apportando modifiche chimiche alla sua struttura in modo da alterarne la funzionalità. Il meccanismo che attiva la degradazione di una proteina è il seguente. Un enzima, lisina, favorisce il legame tra la proteina bersaglio da demolire e un'altra proteina chiamata ubiquitina. Altre molecole di ubiquitina si legano alla precedente, si forma il complesso poliubiquitina. Questo penso sia abbastanza chiaro per chi ha già una infarinatura di quella che è la biologia molecolare. Il complesso proteina poliubiquitina si lega a sua volta a un proteasoma, una grossa struttura proteica che presenta al suo interno un cilindro cavo. All'ingresso del proteasoma, l'ubiquitina si stacca, la proteina bersaglio cambia forma e viene digerita da 3 diverse proteasi, proteine idrolizzanti.
La proteina bersaglio viene ridotta in piccoli frammenti peptidici e in singoli amminoacidi. Questa è la lezione. Qua ho citato le fonti che ho preso, purtroppo io i libri ce li ho dai miei, non sto dai miei, sto qua e quindi mi mancano tutti i libri che ho, tutti i libri per cui ho studiato tanti tanti anni queste materie. Probabilmente in futuro riprenderò delle lezioni più approfondite. Adesso vi registro anche l'altra lezione. Grazie.